Penso sia fondamentale parlare col ministro, io mi sento tranquillo, solo i pessimisti non fanno fortuna, provate a pensare alle Olimpiadi. Il governatore Zaia ha esordito così questa mattina a Palazzo Balbi, prima dell'incontro a porte chiuse insieme alla delegazione trattante con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, il primo dei 3 incontri con i governatori che stanno portando avanti le proposte di autonomia, Veneto, Emilia e Lombardia. A Boccia è stata consegnata una copia del documento sull'autonomia, un incontro nonostante le tensioni degli ultimi giorni che si è rivelato utile, ha commentato il ministro una volta uscito. Incontro proficuo, costruttivo, di totale collaborazione, che siamo entrati nel merito e quando si entra nel merito inevitabilmente le persone di buonsenso che hanno a cuore il nostro Paese trovano delle soluzioni. È un ottimo primo incontro e ora lavoreranno i tecnici. Penso che sia chiaro a tutti che il governo non casualmente non ha convocato nessuno. Io sono venuto qui a Venezia, sono venuto in Veneto, più tardi andrò a Bologna ed non è solo un gesto simbolico, è un gesto di cortesia istituzionale perché noi vogliamo ripartire dalle proposte che le regioni avevano fatto. Il Presidente Zaia mi ha consegnato le proposte della Regione Veneto, io gli ho trasmesso i rilievi, i 36 rilievi che ho trovato, e però tutto questo appartiene alla storia che abbiamo alle spalle. Io non voglio perdere tempo, sono venuto qui perché penso che l'autonomia differenziata sia un punto fermo del programma del nostro governo e perché vogliamo farla, e vogliamo farla bene e vogliamo farla in maniera coerente, ma deve diventare lotta alle diseguaglianze. Correremo, non perderemo tempo. Stempera i toni dei giorni precedenti anche il Presidente Zaia. L'incontro è stato positivo, sensor rose fioriranno, penso che la regola sia sempre la stessa, la nostra unica volontà è quella di portare a casa l'autonomia. Abbiamo fatto un bel lavoro, il Ministro ha riconosciuto che comunque questa è una regione che ha lavorato e che è stata apripista per la partita dell'autonomia, sono 30 anni che tentiamo questa operazione. È pur vero che dovremmo confrontarci, oggi ho consegnato al Ministro l'intesa, la nostra bozza di intesa, la proposta di intesa, in una brochure che cita anche tutti gli incontri che si sono fatti e tutte le riunioni e gli incontri tecnici. Nella bozza di intesa ci sono 68 articoli e ricordo che il primo articolo, è la novità che ho voluto far inserire, parla chiaramente di quello che risulta essere anche, se volete, quasi inutile, perché è previsto dalla legge ma l'ha fatto inserire come primo articolo: coesione, solidarietà, unità nazionale, sussidiarietà. Quindi lo dice già nel primo articolo, premesso che tutte queste robe vanno rispettate, adesso dico si può parlare di autonomia? E allora ne parliamo, buonasera e ben ritrovati dopo la lunga diretta di questa mattina proprio per seguire l'incontro confronto tra le due delegazioni, tra tanti, l'incontro tra il Ministro Boccia e il nostro Governatore del Veneto Luca Zaia. Torniamo in diretta lunedì, quindi dopo 20:10 vi ricordo c'è anche Ring, dopo vi racconto cosa succede. Intanto saluto e ringrazio il Senatore Andrea Ferrazzi, Partito Democratico. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Ben trovato, e il consigliere regionale della Lega Riccardo Barbisan. Buonasera a tutti i telespettatori. Eccola qua, noi non ce l'abbiamo a colori, insomma, poi ne arriverà una copia, sì, no? Anche a noi. Ecco, vabbè, comunque queste sono le 86 pagine, poi vi racconto anche cosa è successo all'incontro dell'Emilia Romagna, un punto che abbiamo sottolineato poi anche dall'incontro del Ministro con PD e 5 Stelle, nel momento in cui Berti, ma se avete avuto occasione in questo anno di seguire le varie puntate anche di Ring, il fatto che Bussetti, l'ex ministro dell'istruzione leghista, avesse sottolineato alcune fattorilievi, di solito si dice così, o discrepanze, alcune sue osservazioni sul tema dell'autonomia, l'avevamo detto e chiesto più volte anche agli esponenti ospiti. Cosa dice Berti oggi? Che a contestare o a fare questi rilievi sull'autonomia sono stati in passato, nel governo passato, anche ministri leghisti, Bussetti, ma poi Giorgetti e Centinaio. Allora, teniamo questo dato, poi lo commentiamo, ma la prima cosa che vorrei sapere: come mai ha incontrato PD e 5 Stelle Boccia oggi? Ha incontrato i parlamentari, quindi i senatori e deputati e i consiglieri regionali della sua maggioranza naturalmente.
Dopodiché è stato un incontro politico, non istituzionale, cioè è stato un incontro tra persone che sono della stessa maggioranza di governo nazionale per fare il punto. Ha detto tra l'altro che vorrà e sarà molto felice di incontrare successivamente anche i consiglieri regionali, i parlamentari dell'opposizione al governo nazionale. Ricordo che prima ha incontrato naturalmente il governatore Zaia, giustamente essendo il presidente della giunta, e non ha incontrato invece appunto gli altri. Gli altri l'altro è un bellissimo intento, però intanto ha incontrato PD e 5 Stelle. Se lei dice un incontro politico, cosa vuol dire? Vi ha detto guardate che facciamo come in Umbria? Andiamo insieme? No, questo non era all'ordine del giorno né all'ordine del giorno. È stato un incontro molto positivo, io l'avevo caldamente tra l'altro anche consigliato. Avevo parlato a lungo con il Ministro 10 giorni fa a Roma e l'avevo consigliato su alcune posizioni, le avevo spiegato un po' il mio punto di osservazione dell'autonomia del Veneto, e devo dire che sono molto contento che sia venuto qui, non abbia convocato a Roma i presidenti delle regioni, sta facendo il giro per tutte le regioni, sta andando nei territori, sta parlando nei territori, si sta confrontando con i territori. Mi sembra un ottimo punto di partenza per portare a casa velocemente l'autonomia, quell'autonomia peraltro che è stata sbandierata, chiacchierata dalla Lega da un sacco di anni e che per l'ennesima volta ne ha parlato, dopodiché una volta al governo non ha fatto nulla. Non ha concluso, lei dice. Allora, 68 articoli, 86 pagine di questa nuova bozza, perché poi è stato confermato appunto questa è una nuova bozza scritta dal Veneto e consegnata oggi al Ministro Boccia, e ci sono comunque le 23 materie. Ricorderete nella diretta di oggi avevamo sentito di sfuggita 36 rilievi fatti dal Ministro, e questo lo staff ce lo conferma, lo avete sentito anche nell'intervista, quindi ci sono 36 osservazioni, diciamo, che ha mosso il Ministro. Immagino voglia replicare, insomma, la Lega sbandiera e poi non fa. L'autonomia cosa dice Ferrazzi? Guardate che la storia dell'autonomia in Veneto è lunga, almeno da quando, diciamo, abbiamo la Costituzione repubblicana, che già in sé comporta e porta i primi germi dell'autonomia. Se parliamo di autonomia, almeno se ne parliamo oggi, credo che si debba dare atto che è per merito di un partito come la Lega, che da sempre ne ha parlato. Non è vero che nulla abbiamo fatto, abbiamo anche proposto un referendum, forse qualcuno se lo dimentica, un referendum che purtroppo è stato bocciato dal corpo elettorale ancora molti anni fa, nel quale volevamo delegare scuola, sanità e polizia locale come competenze esclusive alle regioni. Quindi, diciamo, avevamo fatto tutti i passaggi parlamentari, poi i cittadini hanno deciso diversamente. Oggi i cittadini hanno deciso nuovamente diversamente, almeno in Veneto, a seguito del referendum sull'autonomia del 22 ottobre, e proprio per questo è venuto qui il Ministro Boccia, altrimenti, se non fosse stato per la volontà della Lega, per la caparbietà del Presidente Zaia, senza quel referendum, oggi il Ministro Boccia non sarebbe venuto qua, e nel dibattito politico, nell'agenda politica, l'autonomia sarebbe fuori, ne starebbe assolutamente fuori. Io vorrei però evitare i toni polemici del mio collega e dire che sono molto contento della presenza del Ministro Boccia qui, che ha scelto il Veneto per primo tra le 3 regioni capofila della richiesta dell'autonomia: Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Sono molto contento dal punto di vista istituzionale di questa attenzione del Ministro nei confronti del Veneto. Questo ci fa enormemente piacere, che sentire da parte del Ministro che l'incontro è stato proficuo anche da parte del Presidente Zaia, e che ci sia la volontà di poter procedere. Correremo, ha detto oggi, no? Ecco, magari, senta, però è stato Boccia dire i rilievi dei 3 ministri leghisti. Un piccolo consiglio sul tema dell'autonomia: non consiglio a nessuno di dire correremo o di dare date, perché già troppe volte abbiamo aspettato invano il Natale, la Pasqua, il Capodanno, l'Epifania oppure Ferragosto, perché sembrava sempre che fosse la data buona per avere una bozza firmata da ambo le parti. Quindi correremo, certo non abbiamo fretta, purché le cose siano fatte bene. Boccia che ha ricordato i rilievi dei ministri leghisti sull'autonomia. Sì, io non ho mai avuto modo di vederli, per me è una sui notizia, giornali, dalle questioni delle notizia. assunzioni, quando
Bussetti aveva firmato mi pare un accordo con i sindacati, dopo l'incontro con i sindacati, quando qui insomma la via sarebbe stata diversa con l'assunzione. Sarebbe interessante sentire Bussetti in modo da poterci discutere. Dico solo che il tema della scuola regionalizzata è un tema che già esiste in molte regioni d'Italia che circondano il Veneto, come in Trentino Alto Adige o in Alto Adige, scusatemi, nella provincia autonoma di Trento, nella provincia autonoma di Bolzano o in Friuli Venezia Giulia, e questo non squassa l'autonomia regionale. Devo dire che la scuola statalizzata come è oggi parte a settembre con moltissime cattedre che mancano, moltissimi dirigenti che mancano e molte incertezze per le famiglie. Devo dire che non è un esempio nel quale lo Stato eccelle nella gestione. Ferrazzi? Vi ha detto così, no? Bussetti, Centinaio, Giorgetti. Non so, il consigliere regionale si è parlato col suo ex ministro eccetera. Io ho visto come si è mosso questo governo sull'autonomia da Roma. Io ho visto che c'erano due leghe, c'era una lega qui in Veneto che faceva referendum, e tra l'altro in maniera generica, perché tutto, che io ho votato favorevolmente peraltro, ma tutto, cioè io ho spinto per quella cosa lì, ma che diceva vuoi più autonomia del Veneto senza entrare assolutamente nel merito delle questioni. E poi c'era una lega di Salvini a Roma che non ha fatto assolutamente nulla in questa direzione. Voglio ricordare che alcuni disegni di legge Salvini li ha imposti al governo, ripetutamente imposti al governo. Per esempio cosa? Decreto sicurezza? Decreto sicurezza 1, sì, decreto sicurezza 2, se non fossero passati sarebbe caduto il governo. E quello mi dicevano, quando arrivava qualcosa di scritto da Salvini con la firma di Salvini, passava in commissione senza nessun problema per il potere che aveva. Sull'autonomia no, perché per tanti motivi io sono convinto, adesso abbiamo poco tempo, non c'è modo di spiegarlo, che così Salvini in fondo non abbia fatto assolutamente nulla per l'autonomia. Comunque, detto questo, siccome l'autonomia è possibile in virtù della modifica della Costituzione del 2001 voluta dal centro-sinistra, che parla appunto di regionalismo differenziato, noi siamo per andare avanti esattamente in quella direzione. Un bel regionalismo differenziato, un'assunzione di responsabilità delle singole regioni, naturalmente nell'unità del Paese, nella tenuta appunto della Repubblica. Si vada avanti, si faccia un lavoro senza urlare, senza sparare sciocchezze. Ricordo che lo stesso Zaia durante la campagna referendaria ha fatto finta che qualche legge, le due leggi regionali che erano state proposte, erano state l'una totalmente e l'altra in gran parte cassate dalla Corte Costituzionale, cioè non era un ragionamento politico. La Corte Costituzionale aveva detto che una delle due leggi, la legge 14 e poi la legge 15, l'una era totalmente incostituzionale, l'altra era quasi tutta incostituzionale. Zaia ha fatto finta di niente, ha fatto una campagna referendaria dopo il referendum su quei punti lì. E che cosa ha alzato questo? Tutta una parte del paese che si è, come dire, che si è contrapposta strutturalmente a questa posizione ideologica, perché quando tu usi una bandiera ideologicamente senza davvero voler portare a casa i risultati, cioè è diventata una contrapposizione nord-sud, lei dice questo. Esattamente, questa è la cosa più stupida da fare. Dopodiché si va avanti, noi siamo persone serie, io sono convinto federalista, si portino a casa i risultati. Adesso sentiamo Barbisan. Tony, scusa, ho dimenticato, oggi abbiamo lanciato il sondaggio, ce l'hai, riusciamo a vederlo? Perché abbiamo chiesto, secondo voi l'autonomia arriverà dal governo giallorosso? Eccola qua, arriverà dal governo giallorosso? Alle 22 nel corso di Ring diamo una risposta. Lascia pure questa schermata, Tony, intanto spiego un paio di cose. Alle 21:15 inizieremo con un'intervista all'onorevole Sara Moretto, appena passata dal PD a Italia Viva, ci racconterà un po' cosa succede, che futuro c'è, come mai questa scelta. Poi avremo Remo Serraggiotto di Fratelli d'Italia, l'assessore Roberto Marcato in regione della Lega, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e l'onorevole del PD Nicola Pellicani. Allora 0422 16 26 691 se credete che questo governo darà finalmente l'autonomia, 0422 16 26 690 invece se credete di no. Sono arrivate circa 2000 telefonate mi pare in un'oretta e ricordatevi che basta uno squillo, sentirete occupato ma è già stato registrato, è gratuito, la vostra è segreto, la vostra preferenza. Cosa voterebbe? Ma guardi, io sono un inguaribile ottimista, posso anche dire di sì pur con
tutte le perplessità che dentro di me ci possono essere, perché purtroppo quando ero in consiglio regionale ho vissuto tutto quello che era stato il travaglio all'interno del Partito Democratico, di persone che avrebbero votato sì, persone che avrebbero votato no, persone che hanno fatto ricorso ai vari tribunali per poter fermare questo referendum, e devo dire che insomma il tema dell'autonomia per fortuna è così trasversalmente sentito che non è una questione partitica quella che quindi ci da interessa. inguaribile ottimista voterebbe sì, vota Ma sì, perché sì, io, guardi, mi sono iscritto alla Lega a 14 anni per sarà l'autonomia del del governo giallorosso, cioè, il governo giallorosso darà l'autonomia al Veneto, quindi sì, per Riccardo Barbisani, il leghista Riccardo Barbisani dice sì. Ma sì, perché io ci spero molto fortemente, e quindi voglio dire, mi sono iscritto alla Lega per questo, non mi interessa molto chi me la dà. Ecco, il tema è quale autonomia? Questo è il tema. Questo. Ferrazzi, inutile la domanda, glielo chiedo. Ma io suppongo che lei voterà il verde, io sono leggermente ottimista. Voglio ricordare peraltro che oggi il Ministro non ha incontrato solo Zaia, ha incontrato anche il governatore dell'Emilia Romagna e proseguirà poi con gli altri governatori. Quindi domani Attilio Fontana in Lombardia. La nostra proposta è stata molto apprezzata da Boccia, ha detto Bonaccini, disposti a mediare ma i tempi siano rapidi, sui livelli essenziali condivido Boccia, insomma poi tutte queste dichiarazioni. Se posso dire una cosa, l'autonomia non è una cosa che deve arrivare dal governo, perché è un contratto che si firma in due, quindi voglio dire ci vuole... Cioè dobbiamo prendercela e quello che vogliamo. No, nel senso che è un contratto che deve essere firmato tra due parti, la Regione e lo Stato, questo è quel pochissimo che dice la Costituzione. Quindi se non ci soddisfa... Sì, quindi voglio dire, non è che qualunque cosa arrivi debba andare bene a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che tra l'altro, proprio in ragione di quanto è bella l'Italia perché è così diversa, hanno fatto richieste diverse. E su questo, prima della pubblicità, un flash glielo chiedo però Ferrazzi, l'idea è che alla fin fine sia una cosa uguale per tutti. No, non è questa. La modifica della Costituzione parla di regionalismo differenziato. Quindi ci potrebbero essere differenti autonomie. Ma perché da differenti sono le regioni, differenti le caratteristiche, differente la storia, anche le capacità gestionali e differenti anche le richieste. Abbiamo migliori capacità gestionali rispetto ad altri, allora mettiamola così. Ma non c'è dubbio alcuno. Se le vuole confrontare la sanità del Lombardo-Veneto trasversalmente, a prescindere dalle partecipazioni politiche o dell'Emilia Romagna con quelle della Calabria? Chiarissimo. Va bene, allora ci fermiamo pochi istanti, poi affrontiamo anche altri temi. È la settimana insomma, della scissione, poi c'è un ultimo ora che riguarda anche il tema dell'accoglienza, quindi sarà importante discutere. Tra poco. Venti e 10, torniamo su altri temi, nella giornata dell'autonomia dell'incontro tra Zaia e Boccia. Non le ho ancora chiesto, ma ci arriviamo ovviamente adesso, insomma un commento su chi ha scelto di lasciare il PD, e gliela faccio perché glielo dico, può essere che poi Ferrazzi lasci in un secondo momento, lei lo esclude totalmente, perché sanno cosa dicono di chi è stato o è più vicino a Matteo Renzi, che resti comunque all'interno del Partito Democratico come orecchio per poi in un secondo momento passare a Italia Viva. Ma guardi, se ne dicono tantissime, se io avessi voluto uscire sarei uscito subito. Quindi esclude un'uscita in futuro? Ma sì, credo che Matteo Renzi sia stato un grandissimo Presidente del Consiglio del nostro Paese, ha portato una leadership, un carisma, un'energia, una voglia di cambiamento di cui il Paese aveva bisogno, infatti è stato subito premiato, ricordiamoci nel 2014. Credo che quell'energia, quella voglia di cambiare il nostro Paese non vada assolutamente dispersa, e credo che il soggetto corretto per fare un'operazione di questo tipo sia e rimanga il Partito Democratico, che deve essere naturalmente una cosa non che guarda all'indietro ma che guarda avanti, un partito a vocazione maggioritaria che tiene insieme culture politiche diverse accomunate dal futuro, non dall'appartenenza passata. Non la comunità di origine solo, ma la comunità di destino, le cose da fare, un paese da ricostruire, un'Unione Europea. Quindi sarà Renzi a tornare nel PD, dice? Non credo che tornerà nel PD, però guardi, le dico anche con molta tranquillità che io ho sempre seguito i progetti, le idee, cioè la lealtà
sia tra le persone, la fedeltà sia sulle idee e per chi è credente su Dio Padre, e questo è un criterio che mi ha sempre guidato nel mio cammino politico. Quindi non rinnego assolutamente l'appoggio al governo di Renzi così come a quello di Gentiloni, anzi credo che quella spinta riformista vada riportata centratamente all'interno del PD. Però è uno scacco matto, no? Nei confronti del governo, no? No, non è uno scacco matto. Se Renzi decidesse di rompere, di far cadere il governo, si assumerebbe una responsabilità che lo sommergerebbe. Siccome lui scemo non è, non lo farà, perché far cadere il governo vorrebbe dire far morire assolutamente il progetto politico che ha appena fondato. Che ne pensa Barbizan? Che vado male a commentare le vicende in casa degli altri. Devo dire che Matteo Renzi si qualifica per essere uno dei giocatori più spregiudicati della politica che degli ultimi 70 anni, così li mettiamo dentro tutti. È sicuramente una persona che ha anche una questione caratteriale oltre che politica molto spiccata, un carattere ben definito, del quale secondo me rischia di rimanere vittima, come delle volte anche è successo. Ricorderemo quando ha personalizzato il referendum sulla modifica della Costituzione, che prende tutto molto di petto e tutto molto personalmente, quando invece in politica, secondo la mia modestissima esperienza, ecco, non bisognerebbe giocare a dividere e mettere gli uni contro gli altri, o soprattutto io contro il resto del mondo. Però voglio dire... Insomma, diciamo che uno degli artefici maggiori di questa politica o questo atteggiamento è Salvini, però, no? Ma guardi, Salvini, diciamo, io rimango sempre stupito di quante minacce di morte, quante minacce di fargli del male gli giungono quotidianamente, quindi non lo so. Io vedo che Salvini ultimamente sta cercando anche con difficoltà però di proporre un centrodestra unito e ampio e largo per le prossime, quando ci saranno, quando il Presidente della Repubblica vorrà. Non sembra riuscirci però, hai visto? Sì, però quello che mi interessa è il tentativo, cioè da una parte c'è un leader che tenta di aggregare, dall'altra c'è un leader che ha fatto il suo ennesimo partitino di cui non credo che gli italiani sentissero la necessità. E quindi, per carità, io le vedo due facce ma non della stessa medaglia, cioè nel senso due personalità diverse, poi queste sono opinioni. Allora, cos'è la svolta in tema di accoglienza che ha visto oggi il prefetto? Cioè, questa redistribuzione c'è, sì, automatica? Del Ministro degli Interni, sì, oggi è stato fatto questo accordo importante guidato dal nostro Paese, diciamo col timbro dell'Unione Europea insieme a paesi importanti dell'Europa. Per la prima volta passa il principio che le coste italiane sono coste europee e quindi quando sbarcano gli immigrati sono una questione di tutti e tutti se ne devono far carico. Voglio ricordare che ci sono due questioncelle da superare assolutamente. La prima è il Trattato di Dublino, quell'accordo voluto dalla Lega e da Berlusconi quando erano al governo, per cui la responsabilità di sbarchi in Italia era solo del governo italiano. E dall'altro l'incapacità dell'Unione Europea di fare nulla sia per ignavia, diciamo, di alcuni paesi o per opportunismo, e sia perché oggettivamente le competenze in termini di immigrazione sono solo degli Stati e non dell'Unione. Per la prima volta questo accordo, oggi voluto, spinto e realizzato dal nostro governo con l'Unione Europea, apre la possibilità di modificare il Trattato di Dublino, quindi di modificare quel principio per cui ora sarà possibile, quando una persona sbarca in Italia, che venga ridistribuito in altri paesi. Ci crede? Ma ne abbiamo sentito parlare tante volte, non so se uno di questi maggiori attori dovrebbe essere la Francia, quella che riporta un centinaio di clandestini al giorno dal proprio territorio a Ventimiglia a quello italiano. Se queste sono le premesse, speriamo, nel senso che, voglio dire, è ciò che molti di noi si attendono e sperano. Noi troppe volte abbiamo urlato di essere soli davanti al tema dell'immigrazione e di avere aiuto da quella che dovrebbe essere l'Unione Europea. Non è avvenuto. Se avverrà, bene, certo che dal mio punto di vista vedo che ci si mette sempre a valle del discorso e non a monte. Noi dobbiamo parlare di come impedire i flussi migratori illegali e non di come gestire i flussi migratori illegali una volta giunti in Italia, anche perché mi chiedo, per quanto eventualmente dovesse essere poi produttivo di effetti concreti questo risultato ottenuto
oggi dalle cancellerie europee, per quanto sarebbero disponibili gli altri Stati a ridistribuire i migranti economici che fino ad oggi non hanno mai voluto. Quindi questo è un nodo, però solo il tempo ci dirà chi ha ragione. Guardi, per bloccare i flussi ci sono due strade. Primo è quello di agevolare lo sviluppo dell'Africa, dei paesi soprattutto del Sub-Sahara. Voglio ricordare che il governo precedente ha diminuito l'impegno in Africa, ha diminuito gli investimenti internazionali. Secondo, bisogna fare accordi con i paesi di origine. Allora, adesso c'è Di Maio agli esteri, perché i rimpatri non li fai così, ma li fai se c'è l'accordo con i paesi che le ricevono. Salvini è stato colui che ha distrutto tutti gli accordi che erano stati costruiti, con il Marocco, con la Tunisia, solo per fare due esempi, e questo ha bloccato di fatto i rimpatri. Noi siamo d'accordo con queste parole e il problema è che non bisogna fare propaganda, bisogna portare a casa i risultati modificando queste questioni. Le leggo il dettaglio, appunto due risultati ricordati oggi: chi sbarca in Italia o Malta sbarca in Europa, due, l'accoglienza, ma anche i rimpatri di chi arriva non saranno più solo sulle spalle dei paesi di approdo. In che modo questo risultato di Luciano Lamorgese, ministro dell'Interno, il prefetto Lamorgese, il meccanismo di redistribuzione automatica dei migranti salvati in Mediterraneo settentrionale riguarderà non solo chi ha diritto alla protezione umanitaria, ma tutti i richiedenti asilo, cioè la quasi totalità di chi sbarca. La redistribuzione sarà obbligatoria e lo Stato che riceverà la sua quota di migranti dovrà farsi carico dell'accoglienza, della valutazione dell'istanza di asilo, ma anche dei rimpatri di chi non ha diritto. Sì, beh, guardi, sì, ma siamo tutti d'accordo. Cioè, siamo tutti d'accordo. Aspettiamo solo qualche mese a vedere se tutto ciò che è scritto poi sarà fatto, perché voglio dire, la politica è fatta di parole e di fatti. Finora siamo alle parole e poi aspetteremo i fatti. Diciamo, sì, ricordiamo i 600.000 rimpatri che si diceva. Beh, ce ne sarebbe bisogno, voglio dire, che poi sia difficile farli è un altro discorso, anche qui parole e fatti, certo che qui sono tutte buone intenzioni e questo parole, implica che ogni paese debba stringere accordi. Però vede, questo è possibile, Avarino, per una questione molto semplice. La cosa più facile, la propaganda elettorale di Salvini, è quella di dire tutto il mondo è contro di noi siamo da soli, abbandonati. Ma quell'abbandono non l'ha voluto lui, quell'isolamento internazionale l'ha voluto lui. Ma lo dice le stesse cose Renzi è stato abbandonato addirittura dai suoi amici di Visegrad. Orban ha votato contro. Orban ha votato per la Presidente della Commissione, così come il Presidente della Repubblica polacca, capisce? Orban è del PPE, è un vostro l'Italia è stata miseramente messa all'angolo dalle politiche folle di Salvini. Finalmente adesso c'è la possibilità di trovare delle risposte da parte di tutti e questo è già un grandissimo risultato. Ovviamente va portato a casa. Io mi ricordo che dicevamo le stesse cose quando c'era il governo Renzi, che era questo grande statista che lei prima ricordava agli italiani. Sì, continuava a dire il primo ministro Renzi che non possiamo rimanere da soli, che la questione migratoria è una questione europea. Infatti eravamo isolati anche prima, perché la verità vera è che nessuno Stato si accollerà mai l'arrivo di queste persone. Noi eravamo contro l'accordo di Dublino che è stato firmato da Berlusconi, e non siete riusciti a modificarlo comunque, visto che eravate così integrati in Europa. Perché vede, c'è una cosa del tutto paradossale, in durante il semestre anno e mezzo di governo italiano, con Salvini vice premier, sono stati fatti a livello europeo 7 incontri tra i sì, dai, non è andato. Risparmio anche gli spettatori, che non è mai andato. Io dico quello che credo, vuole dire lei quello che dico io. Ma so già allora la storiella è esattamente questa, vede, se lei non va a 6 incontri su 7 vuol dire che non conta nulla e non fa nulla per cambiare le questioni, questa è la verità. Invece voi andando a uno su uno avete risolto tutto. Oggi, mamma che bravi. Sì. Cavolo. Sì. Ma potevate fare il governo con i 5 Stelle allora un anno e mezzo fa, che così risolvavate tutto dall'inizio? No, sa qual è però l'unico... L'abbiamo fatto fare a voi. Vi siete dimenticati. L'abbiamo fatto fare a voi. Sa qual è l'unico dubbio però? Diciamo che bisogna vedere se questa redistribuzione automatica poi verrà applicata, ovviamente, no? Come da firma, se prevede delle sanzioni. Certamente bisogna prendere delle sanzioni. E poi sappiamo bene che tanti paesi, compresi l'Italia, su molti temi preferiscono pagare le sanzioni piuttosto che agire.
No, ma adesso sarà... si devono trovare naturalmente i meccanismi. Ce n'è uno molto semplice, siccome l'Unione Europea, soprattutto in alcuni paesi, dà ogni anno un sacco di finanziamenti, ne da meno. Tu non vuoi accogliere le quote di immigrati con tutto quello che ne consegui, bene, noi tagliamo le quote e vediamo cosa succede. Beh, è tutto molto semplice. Non ci credo, vabbè, abbiamo capito. Se si vogliono fare le cose è tutto molto semplice. Basta avere un po' di buona volontà. Va bene, grazie Riccardo Barbisan. Senatore Andrea Ferrazzi, ci rivediamo tra mezz'ora con Ring. Ovviamente commentiamo tutto il tema dell'autonomia, anche quello dell'immigrazione e molto altro. Grazie, tra poco. Grazie a tutti.